riva di un fiume in piena, senza fine, mi copri e scopri come fossi un'altalena, dondolando sui miei fianchi, bianchi e stanchi come te, scivolando tra i miei passi, sono sassi dentro te. Se non sei tu a muoverli, come fossi niente, come fossi acqua dentro acqua, senza peso, senza fiato, senza affanno. Mi travolgi, mi sconvolgi, poi mi asciughi e scappi via. Tu ritorni, poi mi mani e ti asciughi e torni via. Senza peso e senza fiato, non s'arriva senza te. Tell me now, tell me how am I supposed to live without you? Won't you please tell me now, tell me how am I supposed to live without you? Sempre brillando in silenzio, resti accesa dentro me, stai bruciando, non morendo, sui quanti senti me, dentro esplodi e fuori bruci e ti consume, scappi via, mi annerisci, attiri alzi, mi consume, torni via. Ore che lente e inesorabili attraversano il silenzio del cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il cielo. Sentirle affiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarle al tempo per potergli dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo, ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora, non dire una parola.
neanche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Per potergli dare ancora un altro senso ancora. Davvero, davvero bravi. Un grandissimo applauso per questi ragazzi. Invito a rimanere ancora un poco qua, ragazzi, rimanete qui. Devo chiamare la vostra insegnante perché ha qualcosa da dirvi. Passo la parola a lei. Allora, innanzitutto questo per Grazia. Poi ho preparato 2 targhe per loro, una per Carmine e una per Grazia. Come vedete lontani ve le leggo, in cui c'è scritto che il successo non è definitivo e il fallimento non sarà fatale. Ciò che conta sarà il vostro coraggio di andare avanti. Dico questo perché volevo rendere pubblico il mio orgoglio nei loro confronti, perché hanno lavorato tantissimo. In 9 mesi sfido chiunque a fare ciò che hanno fatto loro. Questo non perché noi vogliamo fare più degli altri, ma perché noi semplicemente lavoriamo. Non voglio aggiungere altro. E loro hanno meritato tutto ciò che hanno ottenuto, dal primo all'ultimo risultato. E volevo condividerlo con tutti quanti voi. Grazie.